di riprendere a ballare, perché è stata sempre una mia passione da giovane, che poi ho lasciato per vari motivi familiari, figli, famiglia eccetera, e ho pensato di ripartire con la musica latinoamericana e devo dire che mi è piaciuto molto. Una volta ballavo il liscio e adesso ho cambiato genere e mi piace molto, mi dà gioia, mi dà voglia di vivere, insomma, di fare. Sto ancora imparando, ma mi sto soprattutto divertendo, è un metodo di apprendimento abbastanza semplice, insomma spontaneo, senza troppo rigore o senza essere impacchettati magari perché si sbaglia. Sicuramente la componente ludica è quella che prevale, no? nel modo di insegnare, quindi è divertente e si impara. Il ballo mi aiuta molto ad alleviare lo stress mentale, perché in generale, diciamo, per me l'attività fisica è un modo per sfogarmi ed evadere dai pensieri, perché mi focalizzo su un'attività di tipo diverso e non penso più ai problemi della vita quotidiana, alle cose brutte, e mi lascio andare. E anche questa componente psicologica è molto importante, perché sicuramente facendo solo del relax, magari sdraiati sul divano, non si ottiene lo stesso tipo di distrazione mentale, che poi è quella più difficile da raggiungere, secondo me. Io ho frequentato già delle scuole di ballo in gioventù, diciamo, facevo ballo liscio e poi ho abbandonato. Adesso comunque quel tipo di ballo non mi attira più molto, ho voluto un po' mettermi in gioco col ballo latinoamericano, un po' perché la musica mi piace, la musica latina mi piace perché è più gioiosa, e anche il tipo di ballo è un pochino più divertente, secondo me, meno impostato del ballo liscio. Ho provato così in maniera molto, come si può dire, anche per caso, così perché ho visto la pubblicità su Facebook, ho chiamato e mi hanno dato la lezione di prova e mi sono buttata, e tra l'altro ho scoperto che è un tipo di ballo che è frequentato in modo trasversale da giovani e meno giovani, ci sono persone di tutte le età, e quindi anche questo mi piace molto come aspetto, perché ho fatto delle belle amicizie, si è formato un bel gruppo di persone che stanno assieme e che si divertono, e anche questa componente è anche molto importante.